Spesso quello che dice il presidente Zaia è finto, nel senso non corrisponde alla realtà, del resto lui non fa il presidente del Veneto, fa il presidente di Marte, perché racconta di una realtà che se camminasse come tutte le persone normalmente per le strade vedrebbe in maniera diversa. Con la votazione della legge di bilancio regionale sul piatto, il Partito Democratico presenta le sue controproposte e attacca quelle che definisce le false notizie diffuse da Zaia su di un Veneto felice perché sostanzialmente esente da tasse. Ma non far pagare l'IRPEF, ad esempio, certo significa per il 70% della popolazione risparmiare 60 euro l'anno, ma poi il mancato introito di qualche centinaio di milioni di euro ha significato che la regione ha dovuto tagliare sui servizi. Mi regali, tra virgolette, 60 euro non mettendomi le tasse, ma mi costringe a spendere, questi sono i dati delle ultime ricerche, mediamente 1200 euro l'anno per ricorrere alla sanità privata, mi eviti di darmi 500 euro al mese di borsa di studio che il Veneto l'anno scorso non ha erogato ai beneficiari, o mi fai pagare 2000 euro al mese la retta di un ricovero in casa di riposo. Quindi diciamo, non è la regione che direttamente ha messo le mani in tasca ai cittadini, ma i cittadini nelle loro tasche le mani se le sono dovute mettere e come per pagarsi dei servizi essenziali. Il governo Meloni sta tagliando pesantemente i bilanci regionali, più di 22 milioni nel 2025. La superstrada pedemontana intanto costerà ai veneti oltre 42 milioni nel 2025, più di 37 nel 2026 e 33 nel 2027. Il bilancio non regge più, è costretto a mettere le tasse, le mette sulle imprese, che è diciamo in questa regione la tassa più odiosa di tutte, controtendenza rispetto alle regioni del nord produttive. Zaia decide di tassare le imprese, che infatti si ribellano e oggi sono tutte in audizione congiunta in prima commissione per chiedere alla Giunta di ripensare a questo passaggio. Questo sarà il primo anno di indebitamento della regione dal 2017, attacca il PD, e in un periodo in cui la tenuta sociale ed economica del Veneto è a rischio, si spendono soldi per progetti come i palazzetti del ghiaccio, ad esempio, che costeranno 18 milioni di euro in 3 anni. Tra le proposte del PD invece ci sono il potenziamento della medicina territoriale, l'aumento della sicurezza a partire dai pronto soccorso, un sostegno agli affitti per i giovani per potersi realizzare nella vita privata e professionale e pianificare il proprio futuro.